Questa esperienza, se partirà, perché è tutto da vedere, potrebbe giovare anche per il prossimo appuntamento elettorale, dove sappiamo che sicuramente andremo a votare, ovvero aprile del 2020, cioè le regionali, perché potrebbero esserci le basi per un'intesa, diciamo, del mondo delle rappresentanze politiche progressiste per andare in maniera unita a contrastare appunto la Lega, che ormai governa a mio avviso da troppi anni il Veneto. Penso che sulle regionali noi abbiamo già un candidato che si chiama Luca Zaia. Penso che ben venga l'accordo PD 5 Stelle contro Zaia. Noi andremo. Cioè lei dice alle regionali potrebbero fare un accordo, questo intende? Ma secondo me lo fanno anche nelle regionali, ormai i 5 Stelle non possono più dire siamo il Giglio bianco immacolato. Sono un partito politico che si allea e si aggrega, che fa manovre di palazzo, lei dice, ho capito, e ha capito le regole del palazzo e soprattutto ha fatto una buona scorta di Bostic per le sedie dei propri parlamentari.